un'occasione molto gradita. Io sono Riccardo Costantini, vi do il benvenuto. Come vedete i nostri relatori sono già pronti per raccontarci molto ovviamente sul riuso dei film d'archivio, dei film di famiglia e su come ci sia necessità di avere un approccio rinnovato anche in termini educativi, di formazione, di costruzione di un percorso culturale ampio su questi formati fino a poco fa considerati di serie B, serie C o addirittura serie Z. Ieri abbiamo visto uno splendido episodio, il primo episodio della nostra retrospettiva basagliana, con dei materiali fatti dai matti, fra virgolette, e ci siamo accorti di quanto questi materiali siano fondamentali e quanto questi materiali versino in situazione di conservazione molto grave e abbiano necessità di un intervento che può essere di vario tipo, conservativo, ma anche creativo, di rielaborazione, eccetera, eccetera. Perché vi abbiamo presentato questo piccolo trailer all'inizio? Perché in qualche modo siamo a casa, come sapete, di Cinema Zero. Cinema Zero è anche custode di un archivio probabilmente dei più importanti al mondo per i nomi che sono coinvolti. In questo caso abbiamo sia la serie A che la serie Z, perché i nomi che avete visto in questo, che ovviamente è un trailer, sono quelli più appetibili. Un archivio ricchissimo su Federico Fellini, Tarkovsky, dentro c'è Tina Modotti, c'è Pierpaolo Pasolini, un ibrido assoluto dove ci sono appunto materiali qualificati, per esempio tutti gli scatti originali fatti sul set di 8,5, i negativi in pellicola, ci sono dei backstage molto ampi di cui fra poco diremo qualcosina di Pasolini. I nomi sono innumerevoli, ma ci sono anche tante altre cose che si sovrappongono. Scatti rubati, piccoli reel, ci sono tantissime registrazioni in Nagra, ci sono Matic, ci sono Beta, formati che qualcuno di voi, direi la maggior parte, conosce, altri probabilmente no, altri stanno cominciando ad essere dei formati completamente dimenticati. Allora, la storia non ve la faccio perché è lunga, però l'archivio è veramente molto importante. Arrivo però a una piccola conclusione che ci dice perché oggi, in questo panel che come sapete è promosso dall'Associazione delle Mediateche e delle Videoteche Italiane, si svolge con la collaborazione del sistema delle mediateche regionali del Friuli Venezia Giulia, quindi portando al centro la cultura della conservazione, ci troviamo con questa situazione. Allora, vediamo se riesco a mostrarvela. Ecco, questa è una, vediamo se ne ingrandiamo anche un po', se si riesce. No, va bene. Vabbè, si vede relativamente, è una Polaroid in cui qua sopra in alto c'è scritto Baci Perugina, è una scritta che adesso si vede poco per il contrasto un po' inefficace dello schermo. Che cos'è questo? Come vedete è un logo che vi pare assolutamente insignificante, è un magazzino della Perugina, in centro a Pordenone, un luogo quindi naturalmente votato alla conservazione di qualcosa, nella fattispecie cioccolatini, che è stato acquistato da pochissimo tempo privatamente da Cinema Zero, che ha investito molto denaro su questo progetto, che ha climatizzato una parte di questo magazzino e sta trasferendo con tutte le fatiche del caso tutti i materiali di cui vi ho detto, più molti altri che fanno parte spesso dei lavori che facciamo con artisti, con archivi, con fondi, in un luogo che bene o male tutelato in forma ampia dalla struttura. Cinema Zero ottiene fondi soprattutto dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal comune di Pordenone, ma non ha, diciamo, una dotazione finanziaria per quello che riguarda questo tipo di struttura. Se non fosse che un privato in qualche modo si inventa e trova le risorse per poter finanziare questo progetto, questa cosa rischiava di essere perduta. Noi avevamo quei problemi concreti tipici degli archivi, per cui molti di questi materiali cominciavano ad andare in decadimento, anche molto percettibile. Per fortuna per la parte in pellicola abbiamo in Friuli Venezia Giulia l'eccellenza dell'archivio climatizzato della Cineteca del Friuli e di tutte le attività che sono ovviamente legate alla Cineteca del Friuli, e per quello che riguarda quindi i materiali in pellicola siamo felici di averli già molto tempo fa fatti migrare in quella sede. Questo ci dice che abbiamo necessità comunque di discutere delle fonti, di poter avere strumenti e soprattutto di sollevare questo tema anche in un dialogo fra ricercatori, creativi, istituzioni, per far sì che non sia poi un privato magari coraggioso a recuperare le conoscenze, le maestranze, le professionalità e a fare questo lavoro che è per la comunità. Perché poi che si parli di un film di famiglia o si parli di un film di Pasolini, è chiaro che culturalmente potremmo e potrebbe essere pericoloso fare una gerarchia, e dall'altra parte andrebbero tutelati tutti quanti. E questa è un po' anche la natura di questo incontro.
La faccio molto breve in questo intervento introduttivo, però ci tengo a presentare una piccola cosa, perché in questi casi bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, per cui chiamo accanto a me Mattia Balsamini dell'Associazione Obliquo di Pordenone. Perché? Cosa facciamo? Molto in breve, abbiamo deciso di lavorare con una giovane associazione. Mattia Balsamini è un fotografo molto affermato nel panorama nazionale e internazionale. Anima anche con l'associazione Obliquo una serie di iniziative dedicate all'editoria a tiratura limitata, di qualità, libri fotografici, le cose bene o male che toccheremo con mano anche questa mattina. E in platea, non lo chiamiamo per ragioni di tempo, ma lo salutiamo, c'è Alessandro Gagliardo, che è un regista che si occupa di formati ridotti, si occupa di riuso creativo. Il suo ultimo film era Venezia, sviluppato con Enrico Ghezzi, no? Gli ultimi giorni dell'umanità. Mattia, siamo pronti per affidare all'interno di questo magazzino della Perugina un lavoro da fare a un creativo che lavorerà con voi e con noi sui materiali pasoliniani. Non sappiamo ancora come, quando, dove e con quali soldi, ma volevamo dirlo in pubblico perché lo dobbiamo fare. Grazie Mattia di essere. Grazie Riccardo, sarò anch'io brevissimo, non sapevo che volessi inserire questo intervento ora, ma allora sarò ancora più breve, scusate. E ringrazio Cinema Zero, ringraziamo l'associazione Altri Formati con cui Obliquo, l'associazione di cui faccio parte, sta mettendo in piedi questo progetto insieme all'aiuto di Cinema Zero, insieme all'aiuto anche di altri partner che annunceremo più avanti quando avremo tutto più sotto controllo. Ringraziamo appunto Alessandro Gagliardo che sarà l'artista in residenza presso questo spazio che si è visto nella Polaroid. Non ci sono più i cioccolatini, sì. E sostanzialmente il progetto che vorremmo mettere in piedi ruota attorno al concetto dell'acqua e in particolare tutto nasce dall'idea degli spezzoni che custodite in archivio, che sono degli spezzoni di Medea inediti, quindi legati al mondo dell'acqua corrente e in particolare alla laguna friulana. Ci sarà una residenza d'artista, ci sarà un archivio aperto, quindi la possibilità di realizzare delle diciamo così, attività partecipative del pubblico esterno all'interno dell'archivio, mentre Alessandro sarà al lavoro con l'associazione Altri Formati e noi di Obliquo, e ci sarà la restituzione del manufatto che Alessandro andrà a realizzare con una sorta di performance live dove Alessandro collaborerà con Tommaso Pandolfi, un artista di musica elettronica, diciamo così, tagliamo la testa al toro, ambient, e basta, e questo manufatto sarà possibile e sarà custodito negli archivi di Cinema Zero con utilizzi da destinarsi e quant'altro. Quindi questa è la presa è la vostra presa di responsabilità, di cui vi ringrazio molto. La PS Obliquo e anche Altri Formati penso si accodino a questo ringraziamento e basta. E grazie. Grazie a te Mattia. Gli archivi sono vivi, l'idea è quella di far lavorare con delle residenze costanti persone proprio per far sì che accadano queste cose. Siete invitati quindi poi a fare il networking tipico di queste situazioni e a consentire anche noi di poter continuare al di là di questo episodio pilota un progetto nel quale crediamo molto e credo che questo sia un po' anche il motto di questa mattinata, che gli archivi sono vivi. Lascio la parola quindi a Gianmarco Torri che ci introdurrà gli ospiti e coordinerà la mattinata. Grazie. Bene, buongiorno, io sono Carianne Fiorini e ho co-curato assieme a Gianmarco Torri questa tavola rotonda e volevo ringraziare il festival, in particolare il direttore Riccardo Costantini e anche Elena D'Inca, che è la responsabile della Mediateca di Cinema Zero, per averci invitati a curare questo incontro, questa tavola rotonda sui temi del riuso e della rielaborazione dei materiali d'archivio amatoriali in nuovi ambiti e contesti, e siamo molto contenti di continuare ad affrontare questo tema in questo contesto insieme ai nostri ospiti e amici, un tema molto attuale, molto sentito, molto importante, di cui si discute sempre di più, in particolare negli ultimi 20 anni, da quando grazie anche e soprattutto al lavoro degli archivi, delle cineteche e dei progetti di raccolta e salvaguardia di film di famiglia sul territorio nazionale e internazionale. Mi faceva piacere citare il progetto Memorie Animate di una Regione della
Regione Friuli Venezia Giulia, che è coordinato e promosso e coordinato dalle 4 mediateche regionali appunto del Friuli. E noi abbiamo pensato di coinvolgere alcuni ospiti che abbiamo ritenuto, insomma, tra le colonne portanti nella riflessione sul riuso di queste immagini, in particolare Sophie Raymond dell'Università della Costa Azzurra, Federico Rossin, che è storico, conoscete probabilmente tutti, storico del cinema, programmatore, curatore indipendente, e Salvi Vivancos, che è prevalentemente un artista, ma è anche il promotore di una importante rete di archivi e professionisti che si occupano di recupero e valorizzazione in ambito artistico di film di famiglia in Spagna, la Red del Cine Domestico. Lascio la parola a Gianmarco Torri. Appunto introduciamo e moderiamo questa tavola rotonda, poi ci piacerebbe ovviamente che anche dal pubblico ci fossero, insomma, delle domande e che si animasse quindi la discussione anche insieme a tutti voi. Grazie, sì. Io a questo proposito vorrei introdurre diciamo, le presentazioni di oggi spiegando un po' anche come abbiamo impostato e perché abbiamo dato questo titolo a questo panel. Da anni io e Carianne insieme ad altri soggetti promuoviamo il riuso di immagini amatoriali e cerchiamo di sviluppare, di portare avanti un approccio metodologico, cioè cercando di chiederci quali sono gli elementi che possono facilitare e possono portare chi si approccia a questi materiali a una riflessione approfondita sulla loro natura e sulle modalità migliori per farle rivivere. Negli anni, secondo me, diciamo, ci sono degli strumenti che possono fornire conoscenze ed esperienze su questi materiali, in particolare sui film di famiglia, ma diciamo, potremmo allargare con altri strumenti, altre riflessioni al materiale dell'archivio in generale, però in particolare occupandosi di immagini amatoriali ci sono una serie di strumenti, una serie di domande, di questioni che è importante porsi per capire come maneggiarli. Questi materiali non sono, in generale, materiali d'archivio, queste immagini amatoriali che ci troviamo in mano non sono file digitali, noi li vediamo così spesso, ma hanno in realtà una storia articolata, hanno un passato, hanno una materialità, hanno un percorso attraverso cui arrivano a essere file digitali. Secondo noi è importante conoscere una serie di elementi, tra cui i trattamenti archivistici che ci consentono di avere in mano questi materiali, quindi la loro origine, in che formato sono stati girati, in che anni, quali sono le differenti caratteristiche e anche quale contesto sociale c'è dietro a ognuno di questi formati, dietro per esempio anche alla storia dei materiali, perché girare un film di famiglia negli anni 20 non era uguale a girarlo negli anni 80 con un formato differente, come non è uguale a filmarlo oggi con uno smartphone, se vogliamo arrivare fino, diciamo, alle forme più contemporanee. Allo stesso tempo il processo di digitalizzazione non è neutro, il file digitale non è una copia neutra di quello che è stato girato. Così come è importante conoscere e riflettere sulla storia di questa pratica, storia che è una storia culturale, la storia della pratica amatoriale che continua ancora oggi, e capire che tipo di relazione c'è anche con la pratica di filmare con lo smartphone, di mettere i video su YouTube. C'è una connessione, non c'è una connessione, che cosa è cambiato, come gli strumenti cambiano la pratica, come gli strumenti cambiano l'approccio e la rappresentazione della realtà. E quindi farsi una serie di domande ogni volta che si vede uno di questi filmati per comprendere come è arrivato fino a noi. E anche in che tipo di relazione stanno con altri materiali archivistici, per esempio, perché negli archivi noi non troviamo solo film di famiglia, ma in tanti altri archivi privati e pubblici troviamo altri materiali che sono lettere, diari, fotografie, e questi materiali possono aiutarci a allargare l'orizzonte per creare una relazione tra questi materiali e la storia e il loro contesto. Così come è fondamentale, e credo che se ne parlerà, capire qual è il loro valore documentario. Non possiamo prendere questi materiali per scontati, non possiamo credere a quello che rappresentano in prima istanza, dobbiamo scavarli, dobbiamo interrogarli, dobbiamo svelare quello che in realtà non mostrano e capire
fino a che punto possiamo fidarci di questi materiali? Non possiamo prenderli come semplicemente, ripeto, una rappresentazione realistica di quello che vediamo come contenuto. Quindi per comprendere anche questo loro valore documentario è fondamentale comprenderne, come dicevo, la storia, il contesto di produzione, le modalità di produzione. E infine, ovviamente, è fondamentale per noi promuovere la conoscenza di tutto quello che è già stato fatto sul riuso d'archivio e sul riuso dei film di famiglia. Quindi quali sono state fino ad oggi le esperienze, anche le tecniche e gli approcci stilistici. Credo che ne parlerà più tardi Federico Rossin, farà alcuni esempi, ma in che modo possiamo far rivivere questi materiali in un ambito artistico, in un contesto artistico, in un nuovo film, in una nuova opera, diciamo così. Quindi come poi dal punto di vista concreto possiamo raccontare quello che abbiamo scoperto di queste immagini, per esempio in un breve film, in un lungo film, usandolo all'interno di un'altra opera. E fino a che punto possiamo spingerci nel assegnare a queste immagini un nuovo significato e fino a che punto invece siamo legati comunque alla necessità di una forma di rispetto verso le immagini e verso chi le ha girate. Ovviamente questo dipende anche dal contesto in cui sono state girate, dalla loro provenienza. Quindi queste sono tutte questioni essenziali che è necessario porsi, di varia natura, che sono etiche, estetiche, storiche, culturali, artistiche, che secondo noi è importante proporre e su cui riflettere. Quindi provare a, ogni volta che ci si approcciano di questi materiali, mettere in serie una lista di questioni, di domande da porsi, per noi è l'approccio corretto, per poi arrivare a liberare anche le creatività, perché poi nella nostra esperienza passata tutte queste domande non sono limitazioni, anche la questione del rispetto, del non rispetto, non sono limitazioni della possibilità di riuso, ma sono piuttosto, spesso, diventano degli stimoli, degli appigli, in realtà, delle chiavi per interpretare i materiali. E questo in realtà appunto produce nuove idee che vengono, diciamo, consentono a questi materiali di relazionarsi con noi, con la nostra storia, con il nostro presente. L'altro pezzo che per noi è fondamentale di questo approccio metodologico è il rapporto che va costruito con l'archivio, cioè con chi questo lavoro di raccolta e di salvaguardia lo fa. Passo un attimo la parola a Carianne. Sì, brevemente, poi lasciamo la parola ai nostri ospiti, però ci tenevamo a sottolineare una questione che per noi è molto importante. Noi lavoriamo da tantissimi anni sia in ambito archivistico, cioè siamo archivisti e curatori di progetti di salvaguardia di film di famiglia e di valorizzazione di questo patrimonio in diversi ambiti e contesti, e nel corso degli ultimi 20 anni, perché abbiamo cominciato ad occuparcene come archivisti all'inizio degli anni 2000, ci siamo fin da subito resi conto nell'instaurare delle relazioni con delle persone che volevano rielaborare creativamente questi materiali, di come fosse importante far conoscere il lavoro degli archivi agli artisti, per far capire loro che gli archivi non sono solamente degli archivi dove questi film vengono conservati e poi vengono messi a disposizione in maniera totalmente libera, senza entrare in contatto con quello che viene svolto appunto all'interno di un archivio per far rivivere questi film. Questi film, tra l'altro, non erano stati pensati per uscire al di fuori dell'ambito familiare, sono i film di famiglia che sono stati realizzati a partire dai primi anni 20 fino agli anni 80, quando appunto negli anni 20 cominciano ad essere introdotti sul mercato le attrezzature, appunto le tecnologie del cinema a passo ridotto, anche se gli stessi Lumière avevano girato dei film di famiglia alla fine dell'Ottocento in 35 mm, ma la pratica cinematoria è stata avviata appunto nei primi anni 20 grazie al fatto che sono state introdotte queste nuove tecnologie a passo ridotto. E quindi dicevo, è molto importante
questi film sono stati appunto realizzati per essere fruiti in ambito familiare, quindi non sono stati pensati per uscire al di fuori del contesto familiare, e il lavoro che fanno gli archivi, che facciamo e che fanno gli archivisti, è una prima operazione di riuso, ed è importante che questa operazione di riuso archivistico sia tenuta in considerazione da chi poi si avvicinerà a queste immagini che erano totalmente sconosciute, per provare a leggerle, ad analizzarle e a rielaborarle in una qualsivoglia maniera. Nella nostra esperienza, per esempio, noi lavoriamo spesso con degli artisti che abbiamo costruito dei progetti anche di formazione, di educazione al riuso dei film di famiglia, e la risposta che abbiamo avuto dagli artisti è stata, ci ha confermato che ci stavamo muovendo e ci stiamo muovendo in una direzione che in effetti interessa molto, perché molti appunto non avevano mai preso in considerazione in effetti il lavoro che viene svolto in un archivio e come si arriva a far sì che questi materiali possano essere resi accessibili, anche e soprattutto non solo il lavoro tecnico di restauro conservativo, di digitalizzazione, ma anche tutto il lavoro di raccolta delle testimonianze orali, delle memorie orali che arrivano da parte delle famiglie, perché per far rivivere questi materiali c'è bisogno della voce di chi questi film li ha girati, se sono ancora in vita, oppure dei loro familiari, perché altrimenti queste immagini sono molto belle, ma ci raccontano molto meno di quello che potrebbero raccontarci, e quindi per sviluppare delle possibilità di riuso, per elaborare delle nuove modalità di riuso, secondo noi è molto importante appunto relazionarsi con gli archivi e con gli archivisti in una maniera piuttosto profonda, per far sì che appunto questi materiali poi possano produrre nuove riflessioni e nuove modalità di riuso e rielaborazione. A questo punto lascerei la parola a Sophie e Raymond, grazie per aver accettato questo invito, che come dicevo prima insegna all'Università della Costa Azzurra a Nizza, e il suo intervento, appunto lo vedete forse già sullo schermo, è dedicato al panorama dei riusi contemporanei del film amatoriale nella sua esperienza in Francia. Grazie. Grazie mille, sono molto felice di essere ospite oggi in Italia. Prima di tutto sono francese, il mio italiano ci saranno sbagli, errori, però per me è un piacere parlare questa lingua, anche se non è perfetta. E spero che potrete capirmi soprattutto. Un'altra cosa, una collega mia, che è pure un'amica, Christelle Taibert, doveva essere con noi oggi e non è potuta venire per ragioni personali, è molto dispiaciuta, e dunque c'è una parte delle cose che direi forse per lei, anche se non abbiamo le stesse specialità, però abbiamo cominciato un lavoro insieme, una ricerca, un programma di ricerca che presento oggi, e che si chiama Reg Forward. Vedete forse le affiche che stanno lì, magari è meglio per leggere il PowerPoint. È un programma di ricerca che abbiamo cominciato 2 anni fa, è il terzo anno, e che ha la volontà di incrociare, diciamo, i nostri studi rispettivi di Christelle e io. Lei ha molto lavorato sull'educazione all'immagine, le nuove forme di cinefilia, pure le piattaforme numeriche che valorizzano e danno accesso a molti fondi, e in questo contesto che lei si è interessata al film amatoriale e film di famiglia che sono curati da archivisti. Dalla mia parte ho molto studiato il montaggio e il riuso, soprattutto in un'altra sfera che è la creazione di Godard, anche se pure lui ha una relazione
alla questione dell'immagine non professionale. E lavoriamo non sulle immagini amatoriali proprio, ma sul riuso di queste immagini che hanno la loro storia. Quelle sono immagini del passato, ma pure del presente. Siamo tutti oggi produttori e produttrici di queste immagini, e il riuso pure ha tutta la storia che ha cominciato con la nascita del cinema fino a oggi, e mezzi molto presenti per aiutarci a riappropriare e riusare una grande quantità di immagini, fra quali queste immagini amatoriali. Dunque, Rec Forward, che diciamo si dice oggi la marca, non so se si dice in italiano, non mi piace molto, però è il nome che abbiamo dato al nostro progetto. È un progetto interdisciplinare con un oggetto che stavo spiegando, i riusi contemporanei del film amatoriale, quello del passato ma pure del presente, con due, diciamo, punti di partenza. Prima il contesto digitale dell'archivio oggi e la facilità per trovare queste immagini che erano disperse, diciamo, che sono curate, e dunque una nuova situazione del cinema amatoriale dell'archivio. E un secondo, diciamo, pure punto di partenza è l'avvento sempre della tecnologia digitale. Ci siamo attentivi con Christelle, che ha fatto un boom delle pratiche amatoriali e delle loro circolazioni. Allora, quando parliamo di cinema amatoriale usiamo la definizione di Roger Audin, che è un notevole professore che è disparuto un anno fa, 2 anni fa, l'anno scorso, che per lui c'è da una parte gli home movies o i film di famiglia, che diciamo siano i nostri ricordi e magari hanno una dimensione artistica, però non è pensata, è impensata, diciamo. E sono pure i film amatoriali che sono fuori tutto sistema economico e che non hanno come diciamo finalità, non hanno finalità economica. Oggi nell'ambiente digitale è più difficile fare la differenza tra professionali delle immagini non professionali, perché ci sono molte immagini che hanno una dimensione economica, eppure la nozione di film di famiglia, che prima era, diciamo, riservata alla gente vicina a noi per mostrarle, ha cambiato pure, è vista in un altro modo. Dunque sono molti paradigmi diversi nel tempo, e il nostro interesse era e sempre oggi, di studiare tutte queste pratiche dal punto del riuso e di quello che ne facciamo oggi, e dunque di una mediazione supplementare con il riuso del film amatoriale. Spero che sono abbastanza chiara. Ci sono molti sbagli di grammatica, li sento, però almeno è un po' vivante. E voilà. Dunque, questo progetto, come lo vedete, ci sono pieni, come dire, campi o sfere disciplinari, non abbiamo messi, è una classificazione un po' non troppo stretta, nuove narrazioni e tutti studi sul post-cinema, perché infatti queste opere di riuso trasgressano francamente le separazioni dei generi e hanno una forma abbastanza radicalizzata, notamment nell'ambiente del documentario o di quello che chiamiamo pure, secondo me, dice molte più cose, la non fizione, che lascia più spazio pure alla fizione nel campo del documentario. Le scienze politiche pure,
perché sono immagini che hanno possono avere una forza critica e che permette di ripensare pure le relazioni col potere, tutta la sfera della mediazione artistica e digitale che è diventata molto importante nei studi universitari, e dunque questi diversi attori per valorizzare le immagini in generale e pure queste qua. Gli studi culturali che non, appunto come era detto prima, non cercano a trasgressare le gerarchie e non pone il problema della legittimità, lo prend de côté, si dice in francese. L'estetica, la filosofia dell'immagine, gli studi audiovisivi, geografia umana e scienze ambientali, notamment in film italiani, mi sembra. C'è una molta importanza di questi film che ci danno a vedere il passato e riflettere alle trasformazioni dei nostri ambienti. L'educazione all'immagine, che è più la specialità di Christelle Taillevert, che ne avrebbe parlato oggi, però non c'è, ma ne riparleremo dopo forse. L'antropologia visiva e sociale, oppure mesonetnologia, che è un termine un po' più nuovo, ma che interroga il materiale di oggi come autoetnografico e magari etnografico da interrogare. Storia, microstoria. Allora, questo programma di ricerca ha due componenti. Una parte ricerca, diciamo, più accademica. Ogni anno organizziamo un colloquio con invitati, ospiti e pure gente universitari che rispondano al nostro call for papers, e ci sono discussioni scientifiche, e una componente ricerca applicata e divulgazione che è molto importante per noi da mettere in forma in Nizza, che è un posto molto interessante sul piano culturale, però ci sono buchi di vita e non c'è per esempio una valorizzazione del film di famiglia, è un po' un'eccezionalità in Francia. E questo programma mostriamo film in presenza o non in presenza dei registi, mostriamo pure altre proposizioni con partners che sono interessati su questo tipo di ricerca artistica. Questi sono i partenariati che abbiamo riuniti gli ultimi anni, e poi personalità accademiche, artistiche, però non ho potuto mettere tutta la gente, ma partner di programmazione pure di creativi, associazioni che si interessano a dare un'esperienza forse a giovani che non hanno accesso a questo tipo di modalità di montaggio, cineconcert che abbiamo provato da fare con pure musicisti di Nizza, e sono diverse proposizioni che abbiamo messo organizzate. E non sono sola con Christelle, c'è tutta una team nel laboratorio di ricerca l'IRSES, laboratorio interdisciplinario sul récit, la narrazione, le culture e le società. È un bel nome, un bel programma. Allora, la terza edizione si svolgerà quest'anno, in novembre. C'è sul sito di Rec Forward il Call for Papers. Siamo sempre felici di avere non solo francesi con noi, e abbiamo invitato, accettato Jamie Byron, c'è uno sbaglio sul nome, che è l'autore di Reuse, Misuse, Abuse, e questa terza edizione, scusatemi non l'ho detto, la prima abbiamo fatto come una grande mappa sugli attori, contesti diversi, di riuso del film, di famiglia e materiale. La seconda edizione era una riflessione sulla memoria individuale e collettiva, e l'andata e ritorno tra questi due concetti. E la terza edizione abbiamo fatto la scelta di studiare più precisamente
il riuso del film amatoriale di oggi, dunque con specialisti e artisti che usano e pensano un materiale digitale, che come lo dicevo ci sono altre problematiche, però c'è pure una storia che si scrive ancora oggi di questa démarche, questo modo di fare. Dunque un convegno internazionale sul social network come riserva di immagini da riusare. Eppure un programma culturale che stiamo facendo, e ci sarà per esempio Chloé Galli-Berlenet, che è molto interessante su questi oggetti, che farà una masterclass. Da 2 anni stiamo progressivamente proponendo una riflessione trasversale, e cioè tutto questo è un work in progress, difficile perché ci sono molti livelli di ricerca insieme, dunque è proprio in corso, e proviamo di fare come una mappa o almeno una tipologia di opere di riuso, prendendo in conto il contesto di produzione, dunque diversi contesti che possono essere artistico, pedagogico, archivistico, teorico, pure non l'ho messo, però universitario, però verso gli studenti che possono pure sperimentare questo materiale riusandolo, e anche in diverse scienze umane, che sia tecnologia, studi visivi, arte. E allora non so se ho fatto bene l'inclusione, secondo me mi sono sbagliata, però l'ho fatto così per l'italiano perché mi piace questo segno. Diversi autori, mediatori. Ho messo mediatori in senso molto largo perché, come l'hanno prima spiegato, per arrivare a questo materiale ci sono tutti gli archivisti, tra l'altro, che li mettono a disposizione, ma pure le hanno classate, capite, hanno fatto ricerche e che stanno veramente fare una reale mediazione verso questi oggetti. Ci sono infraautori, non so come chiamarli, ma vorrei metterli in egalità, però quando si vede un film di riuso di questo materiale, in generale ci sono altri materiali e alla fine non si sa più chi è l'autore di cosa, di che, di chi, è proprio come le poupée russe. Matrioska. Allora, che si apre e alla fine c'è una pluralità di autori, e secondo me è proprio quello che è stimolante, soprattutto nella nostra epoca, che vediamo le cose un po' diverse su questi punti. Artisti, cittadini pure che partecipano a progetti intorno a queste immagini e che sono prima di tutto quelli che li portano pure agli archivisti che fanno il dono di questo materiale. E per classificare, pensare in modo diciamo non troppo strutturalista, perché sono livelli che si incrociano sempre, abbiamo scelto 2 scale, due piani, quello dell'opera di riuso in se stesso e quella dell'inquadratura al frammento, che è molto più lungo come studio, ma appassionante sul montaggio e gli effetti di montaggio. E la scala dell'opera di riuso, abbiamo da una parte classificato i formati degli oggetti, anche se pure lì non sono facili da classificare perché sono opere in generale che sono molto trasgressive, e intenzionalità plurale, non c'è una intenzionalità, però proviamo a vedere cosa era l'intenzionalità secondo noi che era la più importante, e per questo che proviamo di fare pure interviste con autori per capire perché questo gesto di found footage che va a cercare il film di famiglia, il suo, quello che sono messi a disposizione degli archivi, ma pure film che trovano da un altro modo, diventano investigatori quasi, a cercare immagini che possono essere dimenticate. La scala dell'inquadratura a frammento, pensiamo alle modalità potenzialità
espressive dell'immagine filmica riusata, eppure le sue funzioni nell'opera integrale. Allora, non entro troppo in dettagli, però per i formati diciamo che abbiamo così 3 grandi categorie: delle produzioni audiovisive, documentari, fiction, essay films, produzioni mediatiche, pure quelle che hanno un posto nell'informazione, nella comunicazione attuale, i desktop film, tra altri film che chiamiamo pure che sono girati direttamente dal computer e con film alla prima persona, ma proprio la prima persona è quasi il computer se stesso, film di ecran, film scrani, si può dire pure. Non c'è un nome che è proprio ufficiale, film di flusso internet, film a fini teorici, eccetera. La seconda classificazione sono piuttosto per opere intermediali, arte concettuale, produzioni effimere, e che non sono produzioni audiovisive, diciamo, con una linearità, un inizio, un mezzo, una fine. Dunque cinema concerti, installazioni dell'arte, performance art, video arte, libri d'artista, mapping pure. E diciamo l'esperienza web, che in se stessa può essere un riuso con i website e il modo di arricchire i contenuti di questi website con supporto paratestuale, indicazioni, magari possibilità di interagire e che diventano un'opera in se stesso di riuso. E più intendiamo pure, anche se più difficile perché sembra molto quasi enorme come forma, però un certo riuso conversazionale in internet e partecipativo ci sembra pure interessante per capire la funzione di queste immagini. Intenzionalità, allora abbiamo deciso abbiamo fatto una scelta per il momento di 5 sfere, diciamo, di intenzionalità del gesto del riuso, ma che ovviamente si sovrappongono e che non sono isolate da se stesso. In generale sono quasi tutte nel film, però in modo diverso, nel riuso. Prima di tutto, e il più importante, è documentare, ma pure interrogare il passato. Ma sotto documentare, interrogare, si può pensare pure salvare, ci sono piene azioni, intenzionalità che sono intese in questa formula. Prima di tutto, per esempio, un esempio tra l'altro, completare la storia ufficiale con nuove fonti. E c'è tutto il corrente della microstoria che usa molto questo materiale amatoriale. Un'altra intenzionalità importante, sempre nella stessa categoria, è costruire una contronarrazione o contranarrazione, magari, una storia alternativa delle margini, e margini che in un certo modo non hanno film di famiglia, bisogna veramente trovarli, magari inventarli con un'immagine, una fotografia. Ci sono immagini mancanti, però bisogna ritrovarle e dare da vedere un'altra storia e una costruzione molto importante. C'è pure il fatto di tracciare una storia individuale o di famiglia con un'intenzione di, certi dicono, di fare un'etnografia domestica, ma pure riflettere le relazioni fra storia individuale, storia di famiglia, storia di un paese, storia di un'epoca.
Una prospettiva a metà, che è pure importante, è di contribuire alla storia del cinema dando uno posto a questo cinema che era meno legittimato per forza che il cinema d'auteur e quello professionale. Seguendo categoria di intenzionalità, documentare e interrogare il presente. E ci sono molti film che che mostrano il passato e pure il presente, però c'è una funzione dialogica molto forte degli archivi del passato e delle immagini del presente, e la direzione più importante sul presente. E ci sono dissonanze, opposizioni, complementarità, ridondanze, questo piuttosto al livello del frammento, come dicevo prima, che permettono di dare a vedere allo spettatore nella sua mente le modificazioni. Pure informare, riflettere e influenzare, anche se forse un altro lato, gli eventi attuali usando immagini amatoriali contemporanee. Roger Houdin ha riusato le sue proprie immagini filmate durante il confinement, pandemia, quando era ecco, grazie, lockdown, e ha fatto interpretazione dopo delle sue immagini come se erano immagini di un altro, per capire come in modo incosciente c'era una stilistica che si metteva, che era propria a quest'epoca e non un'altra, nei rapporti con gli altri, la distanza dei piani, il modo di filmare, eccetera. Unire le comunità, federare i sensi di appartenenza, rendere visibili le minoranze, sono pure un lato importante, e lavorando sul presente con progetti spesso partecipativi, tipo Once a Mark in the City of Anna Schimek e Gustav Deutsch, tra l'altro, o Home Movie Project negli Stati Uniti, Southside, in California. Pure un'altra intenzionalità che non è proprio documentaria, ma va molto più del lato della fizione, è quello di inventare storie e dunque di prendere questo materiale e prendere il rischio di estrapolare e di metterlo in un altro ambiente e dargli un altro senso. Cercare dare valore alla sua significazione quasi plastica. Dunque diversi obiettivi di questa scrittura fittiva: creare personaggi, riprodurre i contesti, creare un'emozione legata a una nostalgia istinta. E vedete lì Interati, che è una serie francese, e nel generico ci sono, è molto generico, prendono queste immagini, no? Usano per esempio un film di famiglia per la sua poetica e la sua imperfezione. Ho capito? Funziona o no? Un po'. Ultima intenzionalità: rinnovare l'approccio estetico e linguistico con nuove forme, nuovi linguaggi innovati, alternativi, e sperimentare trasformazione di questo materiale per produrre un'opera originale e sempre con valori forti dell'immagine filmica amatoriale. E le modalità e potenzialità di espressione, stiamo proprio lavorando su questo. Abbiamo ripreso un po', diciamo, ci siamo ispirati della teoria di Peirce del segno, per vedere
qual era la ragione, il motivo di scegliere queste immagini piuttosto di altre immagini, e abbiamo trovato 3 modalità. Una prima, che forse è la più evidente, è quella della dichiarazione, attestazione. Queste immagini ci dicono ci sono stato, c'ero, molto prossimo del pensiero di Barthes sulla fotografia, quando parla del è stato dell'immagine, che ci dice pure non c'è più. Dunque c'è un valore documentario, commemorativo e di identità molto forte in queste immagini. E immagini pure, non so come tradurlo, ma è una ricercatrice universitaria francese, Bayard Gélin, che parla di immagini preoccupate, immagini preoccupate, come se erano la gente quasi. Su seconda modalità, quella dell'illustrazione, dell'analogia. E dico analogia perché non è solo illustrare e mettere, sono immagini che possono sul spettatore, e in certi film il spettatore è nel film se stesso. Cioè, il film documentario interroga qualcuno che guarda queste immagini che magari sono le sue o no, e c'è sempre nel ricordo qualcosa di altro che la pura illustrazione, è proprio lì. Dunque sono immagini che aprono l'immaginario della persona. Dunque parliamo di valore, potenza iconica, con immagini che attivano la memoria e hanno valore mnemonico, comparativo, narrativo, metaforico. E terza modalità, che è più particolare, ma secondo me molto importante pure, perché molti film di riuso di sto materiale, che sia quello del passato o del presente, sono molto nell'analisi e l'interpretazione e la riflessione, modalità di rappresentatività e di simbolizzazione, valore e potenza simbolica, diciamo più facilmente, e sono immagini che hanno un valore interpretativo, commemorativo e predittivo quasi molto forte. E stiamo lavorando sulle funzioni che per il momento non sono completamente stabilizzate, perché infatti lavoriamo sul montaggio, il montaggio, frammento dopo frammento, e abbiamo usato la classificazione di Jacquemont, che ha il merito di clarificare le cose, ma è sempre la stessa cosa, sono separate però possono si superposare, mettersi insieme. Sul piano della sintassa, la sintattica, come un'immagine dopo l'altro, cerca a costruire sul modo sintagmatico una storia e riflette le questioni di temporalità, di logica, di gesti, di sguardi, eccetera. E un piano davanti tutto ritmico, con delle analogie visuali e sonore, tutte e due, e un piano discorsivo, piuttosto, quando l'immagine diventa quasi un argomento in un film ingaggiato. Ecco, era magari un po' lungo, non so. No, ho fatto bene il tempo. E désolé per il micro, e spero che l'italiano è stato à peu près comprensibile. Grazie. Sì. Bene, grazie Sofì per questo tuo intervento, grazie per aver delineato questo percorso ampio, importante, attraverso le molteplici possibilità di riflessione, quindi di riuso e rielaborazione di queste immagini amatoriali, anche al di fuori dell'ambito
creativo e artistico. E ora passiamo la parola a Salvi Vivancos, artista ma anche archivista, che ci parlerà di un suo progetto che porta avanti da diversi anni, che si chiama Hippocampus. My name is Salvi Vivancos. I'm mainly an artist, but my work is based on archives, I mean home movie archives. As they introduced me, I've been working with home movies during, well, almost 12 years. But I'm not going to speak about my work with archives, which I think, well, is the base of my artistic work, but I think I hear more from the other part of the work. Well, as I'm an artist, I'm going to show my work. As you can see here, this is the point where my work Hippocampus is right now, and probably is the last thing I did, and I'm going to start from there. As you can see, this is a TV installation with home movies, and the particularity of this work, at least for me, is here I started to work with Alzheimer, well, early stage Alzheimer persons, trying to show them, showing them my work and trying to understand what they thought when they saw it. Well, I didn't do that because I don't feel like I have that capacity to do it, because I am an artist and they are working with professionals much better than me to do that. But I'm interested in researching on that. I mean, my artistic work goes towards trying to be useful for something more than beauty or art or artistic expression. So this is the last meeting we had. This was in 2022, and well, as you can see, not many people, but was the first test, and for that purpose, I contacted Haldora Spoudottir, which is an Icelandic art mediator, who helped me to to connect with the Center for Memory in my local hospital, I mean in the Arvisaka Memory Department. And what I saw then was the following images. Be patient because it's slow.
wanted to show you how it look. I mean, this is a selection of images that were in those TV monitors, and there could be others, but I had to choose, and I chose this, and it was I shot, and the actual moment of the project is with these images, and I guess any of us would have chosen a different images, but probably these I have chosen are common and familiar for any of us, I guess. The thing is, I've been working, as I mentioned before, and as you know, in collecting home movies during the last 12 years. Of course, this kind of project, you know, of preserving home movies, like many others, or those which are happening here. And at the beginning, well, at the beginning, I was an artist too, so I started to work somehow as an archivist, somehow because I had my own particular way of working, but nonetheless is like an archivist. And I work with other people too, a team of anthropologists, historians, artists too. And we decided we were going to look for those images, these home movies, in our region, which is the region of Murcia, southeast of Spain. And of course, at the beginning, at first, what you see in these movies is, well, the local, I mean, images of traditions, historical events, landscapes, well, you know, parties, well, common memory, but mostly based in the territory. You know, it's like, well, when you look at these images, even if they are photographs, you pay attention to where it is, where was this taken? And of course, it's quite interesting. But when you are looking at these images, maybe like not a historian, but more like an artist looking for some kind of information, which was the main idea at the beginning. We thought it could be used for many other things. I mean, for researchers, other kind of research, of course. Well, many kind of different interpretation. And what we mostly had clear is that we had to collect all of them, all of possible images we could find, and give people the option or the opportunity or the access, is the word, to use it. So we created this archive, Memoria Celluloides, and we have actually, well, at the present time, a database can be used for any person interested in using these images for our creation or research. And we designed a database with home movies and Memoria Celluloides, our project. At the present time has 1,277 home movies. Online, we have the double of this, still to be digitized and and they can be used for any person who wants to research on whatever the subject. I mean, when I say whatever, it's to make a movie, a piece of art, research, scientific research, or maybe just as a personal research in whatever direction. Watching these images for me is a research, and sometimes a research on yourself, on your own feelings. I mean, because when you start working with them for most of the time you are working with images, you realize some of the images are part of you. I mean, they are not you, it's not your family, it's not your life, it's probably not your country, but something there common to all of us. And when you are able to find that punctum, you say photography,
you realize the images are the reminder of your memories. Because the memories are not the images, the memories are different things. And sometimes are content in an image, in an object, or in whatever. So I have used these images as a reminder of my own memories. I have tried to translate this to other people through my artistic work. But at the beginning I was not so confident about this idea because financial well, as I just mentioned, I was more focused on trying to be an artist. You know, when you are an artist, at least that happened to me. You think you have to do things like you're supposed to be for an artist, that's fine. But there are a lot of people that are much better than me. So I adopted that point of view of an artist working with archives, with images, with home movies. So during this war of preservation, well, I collected images, I talked to people, I digitized films, I described films, I prepared clips for whatever the opportunity I had. Well, and at some point I collected this image, which is a family of having fun, playing ball, football probably. And I realized that was exactly the place where I live. I mean, not that this is my house, but my house is placed on that land, and I live there, so I felt like a strong emotion toward those images, which are not mine, but are part of my territory, but maybe the 60s, the end of the 60s. And this is quite logical because, as I mentioned at the beginning, territory is like the main interest at the beginning of watching this home movies. As an artist, as I didn't have any home movies, I thought for me it was like very emotional, like it was a part of my life on Super 8. But then one of my uncles told me he had these images, which is me already. I didn't know. I didn't know me. I didn't know the 60s, and these are my first images of myself. That is like, well, it's obvious when you find something you didn't expect. It's something similar to what people feel when I saw them. And so I emphasize with the people I was in contact with through home movies because they were really happy when they received the invitation. They thought these images were lost forever, when it was possible to watch them again. And so I said, well, wow, I have my own memories. But as I said before, these are not the memories. Well, they are maybe the reminders, for me they are the reminder of the memories because, well, I can see myself with my cousin, with my brother, with my family. But they take me to other different places. Maybe the first impression is on the beach, whatever. And well, it's fun, it's great, I have images. But at the end, the memories I believe are somewhere else. Well, that's me. And suddenly in this collection of images of my
uncles with my family and all that. I found something I didn't expect. I found something I didn't expect in these images and in this collection, and that was the next sequence, because this is still me somewhere. Yeah, that's me. So I found these images, and well, at the beginning, I thought it could be me, because even if I don't remember having been there, it's quite similar to me, and I thought, well, sorry. And it's unfocused. It's a blonde kid like me, and it's in a kind of flat during that 87 flat in my region. And of course, I experienced that situation, but I was not in that place because my uncle lived like 50 kilometers from my town. But I thought, well, it's not me, it looks like me, but it could be me. I mean, he could be me. And that took me to that idea of random memory, which is what I've been working on the last few years. And it's that idea of that idea of all those home movies serving to as a reminder of our own memories. It doesn't matter if they are your home movies, your family, your place, your territory. Is like that universal things are there for all of us. So at the 2021, I had a solo exhibition about Mar Menor, which is, well, my area, a common area for all of the people who mostly attended the exhibition. So with that idea of random memory, I selected all the images with no distinction that had been filmed in this area. So they were like 3,000 or 4,000 clips, and they all mixed together randomly. You know, you would go there and you would see this exhibition, which were like this kind of a screen similar to this one we have here, floating in the air, like images changing constantly with different images but similar. So, well, what I was trying to tell was that idea of common memory, even with no images of yourself or your family. And that really worked because people told me, well, you match everything very well. That sequence worked perfectly for me, and it's my real memory of that period of my life. I said, no, I did nothing. It was the programmation we use. And even other people say, well, I would like you to send me that clip because that's me, sure, that's me. So I did it, I sent it to him, and he said, well, no, it's not me. I thought it was me, but it's not. So I realized how strong are these images to emphasize with memories. But at this point, I use them as a
random decision. You know, for me, there was no decision. I used any image related to the thing I wanted to tell. This was Mar Menor exhibition, and all the images from Mar Menor were there. No distinction, no selection at all. But well, at some point I realized I had to do something about that and and go for there. But that's supposed to go inside my own feelings, you know, because when you start looking for something emotional, something universal, I had to take that decision, and was not easy because I have not my own home movies except for that you saw. I have a lot of photographs, so I have to substitute my reminders for other people's reminders to get into my feelings and my memories. So at that point, during 2-3 years, I worked or I saw Random Memory, which was that performance. I remember we had one in Pesaro with projectors, Super 8 projectors, and was something similar to this.